Lo abbiamo anche incontrato prima simpaticamente il collega De Luca, non è questa la preoccupazione, questo rischia di essere un alibi per chi comunque non vuole affrontare il cambiamento, ma la modernità va verso guarda ai paesi federali con l'autonomia, il centralismo invece vuol dire essere conservatori, ma so che De Luca capisce questi temi. Io penso che ci possono essere due vie, o si presenta una preintesa in Parlamento e si raccolgono tutte le osservazioni, dopodiché quelle che sono accoglibili diventano parte integrante dell'intesa finale, che poi firmeremo e verrà approvata con un sì o con un no dal Parlamento, oppure anche è un'altra via che è quella di definire un perimetro di indicazioni generali da seguire, quindi il Parlamento potrebbe dare la cornice all'interno della quale poi l'intesa deve essere scritta, ma l'intesa c'è già. Ma pensare che poi la bozza finale sia emendabile vuol dire far fare il contratto a un terzo e i contraenti del contratto dovrebbero firmare un testo fatto da altri. La trovo abbastanza atipica e irrituale questa condizione.